Una signora ha preso 9 multe perché per 9 volte in 9 giorni ha fatto questa infrazione. Io non riesco a capire come si può, forse le multe sono troppo basse. Chi si illude che la sensibilità sui temi ambientali sia in continua crescita deve scontrarsi con la dura realtà. L'abbandono dei rifiuti è in notevole aumento, lo conferma il grido d'aiuto lanciato dal comune di Santa Lucia all'azienda della raccolta dei rifiuti Savno, chiamata a intervenire con le sue fototrappole per smascherare i responsabili, con il risultato che in 3 settimane sono state multate addirittura 39 persone, tra cui la signora di Conegliano citata dal presidente De Luca. Luogo preferito dell'abbandono il cimitero di Sarano. Tra i rifiuti addirittura i resti di un asino macellato clandestinamente. Sorprendente il fatto che la gente tranquillamente vada nei contenitori dei cimiteri, ma anche lungo le strade, in altri posti, ad abbandonare rifiuti che potrebbero essere riciclati senza averne nessun vantaggio poi economico, che non è che pagano meno. Compreremo anche noi dei mezzi tecnologici per colpire. Poi farò ufficialmente la proposta al Consiglio di Bacino di inasprire le sanzioni perché non c'è giustificazione all'abbandono dei rifiuti. Le sanzioni da un minimo di 120 euro a un massimo di 220 forse non sono sufficienti. Quel che fa riflettere è che la quasi totalità del materiale abbandonato era riciclabile. Al danno ambientale si unisce lo spreco, visto che ora tutto finirà necessariamente nel secco. Importante dunque intraprendere tutte le contromisure del caso, a cominciare dalle multe più salate. Poi un suggerimento, quello di fare quelli che si beccano, oltre alla multa, farli lavorare per una settimana, 2, a seconda della gravità del problema, sotto la Savno e portarli a pulire, obbligarli a pulire i parchi, a pulire i cestini, obbligarli ad andare via qualche volta con il nostro camion alle 4 di mattina, vedrete che prima o dopo si rimettono in carreggiata anche loro.